Bentrovati con il nostro Faccia a Faccia, oggi con Tommaso Napoli. Ciao Tommaso, ben trovato. Ciao È un grazie. Faccia a Faccia per cercare di capire anche altri lati, non soltanto calcistici, di questo ex calciatore, ma di grande uomo di sport che è Tommaso Napoli. Allora, la prima domanda: passione, dedizione e sacrifici. Serve altro per emergere anche nel calcio moderno? Anche un pizzico di fortuna, perché quello non guasta quando si dice prendere il treno a volo, però Trovarsi già al posto giusto al momento posto giusto. al momento giusto. È facile arrivare, è più difficile rimanerci. Per cui tu hai usato anche la parola sacrificio, abnegazione, grande umiltà, perché a certi livelli devi saper stare anche al posto tuo. Ripeto, non è facile. Non è facile. Quali sono state le linee importanti che hanno costruito il tuo percorso da allenatore? Allora, inizialmente mi sono ritrovato che avevo vinto l'ultimo campionato, avevo quasi 38 anni, con l'Isernia, l'unico campionato nei dilettanti, perché ho fatto 9 mesi a Isernia e poi gli ultimi 3 mesi a Milazzo, ed eravamo pure primi in classifica. Vincendo il campionato dalla Serie D alla Serie C. E a un certo punto ho deciso, volevo ancora continuare perché stavo anche bene fisicamente, però ho deciso di voler intraprendere un ruolo nuovo. Un nuovo percorso. Un nuovo percorso, esatto. E di conseguenza ho detto provo, vediamo se fa per me, perché tante volte uno pensa ma magari è tutto l'opposto di quello che pensi. Devo essere sincero, mi è piaciuto, per cui ho fatto l'allenatore e giocatore in promozione, facendo anche dei buoni risultati, e poi l'appetito mi è mangiando perché ti piace, stai a contatto con i giovani, cerchi di insegnare calcio, perché tante volte pensano i ragazzi che siano già bravi e sono pronti. E invece non è così, perché c'è un lavoro, ecco perché quando dico tante volte la parola dilettanti e professionista non è soltanto nei comportamenti, ma anche nel lavorare. Tante volte si vedono delle partite che sembra talmente semplice il gioco del calcio, ma non è così. Non è così. Ma perché sono bravi tatticamente, scusami, sono bravi anche nel giocare velocemente, giocare a 2 tocchi. Cosa che magari nei dilettanti tante volte si vedono persone che portano tanto il pallone in giro per il campo. Beh, è un altro calcio rispetto a quello dei professionisti. In un mondo dove nel calcio i risultati sono la cosa più importante, secondo te c'è ancora spazio per il valore dell'amicizia anche tra compagni di squadra? Ma se viene a mancare questo, penso che viene a mancare tanto. La competizione, penso sana, penso che all'interno di un gruppo fa crescere sia dal punto di vista della qualità del lavoro, per cui un allenatore si ritrova con giocatori che lavorano al top, al massimo, per cui io penso che la competizione ci sta, l'amicizia è una parola grande, fondamentale, una parola importante, per cui ci deve essere sempre. Hai avuto modo anche di riscoprire un altro tipo di amicizia anche con i tuoi ex compagni? Sì, anche al di fuori dal calcio. Diciamo un'amicizia più matura forse? Sì, ad esempio uno dei tanti amici che io ancora ci frequentiamo anche con le famiglie, è Rosario Compagno, ma ne ho anche tanti altri, per dire, anche ex compagni, lo stesso, anche se magari non ci vediamo giornalmente, ma ci sentiamo, per dire, lo stesso Peppe Signori, Roberto Rambaudi, tanti altri. Ne ho un altro che siamo stati insieme ieri, che è venuto a Palermo con la compagna, che si chiama Antonella Altamura. No, ne ho tanti. Hai trasformato quell'amicizia goliardica da calciatore ad un'amicizia più matura. Ma senza pensare a tutti gli amici del vecchio Licata, perché in un'intervista l'ho detto, prima ancora di essere squadra bravi all'interno di un terreno di gioco, noi eravamo fratelli fuori anche dal terreno di gioco. Che bella cosa che stai dicendo. Eravamo sempre insieme, uniti, compatti, quasi eravamo un modello, almeno in Sicilia eravamo un modello
Confermo. tutte le altre squadre, Confermo. perché eravamo uniti e compatti, poi tutti siciliani, Chiaro. ancora di Eravate più. la nazionale proprio Ancora siciliana a di più. tutti gli effetti. E ancora tuttora noi ci frequentiamo, ci incontriamo, e ci siamo incontrati per Capodanno. Ma se per caso ti potesse capitare un'occasione quasi fiabesca, le lancette del tuo orologio tornassero indietro nel tempo, ti continueresti a fidare sempre delle stesse persone, oppure qualcuno forse probabilmente gli metteresti una X e lo cancelleresti subito? Allora, innanzitutto se potessi... Non è una domanda cattiva. No, per carità di Dio, non è... Rispondo anche con molta tranquillità e serenità. Se potessi ritornare indietro col tempo, ancora prima di andare a mettere delle X o tranciare proprio, mi piacerebbe ritornare ad essere nuovamente calciatore, perché l'ho sempre amato questo. La tua più grande emozione. Quando io vedo tanti ragazzi che hanno la possibilità e che non tirano fuori quel di più per fare quello che tutti da ragazzino abbiamo sempre sognato. Io dico sempre che è una linea di partenza dove ci saranno milioni e milioni di bambini che partono, ma su tanti milioni di bambini magari sfondano nel mondo del calcio quello vero pochissimi. Assolutamente, la percentuale è bassissima. Per cui pagherei soldi per ritornare ad essere nuovamente giovane e rifare tutto quello che ho fatto da calciatore, e magari anche meglio rispetto. Però diciamo che nel nostro mondo ci sono anche dei personaggi dove bisogna mettere non una X, forse anche una croce, detto in tranciarli proprio siciliano, però fanno parte del nostro cammino, fanno parte del nostro percorso e bisogna accettarli. Bisogna accettarli, e soprattutto magari con l'esperienza maturata, perché tante volte si è giovani, con l'esperienza maturata magari non si rifarebbero tanti errori che magari abbiamo commesso. Ma quelli si fanno anche perché c'è un po' l'incoscienza, forse, allora, no? Dell'adolescenza, della gioventù. Ma soprattutto, ad esempio, io, magari tanti non mi conoscono, perché parliamo ormai di... Ho smesso ne ho 56, per cui ho smesso a 38, 28 anni fa, e magari tanti giovani non mi conoscono nemmeno. Ad esempio, io in Serie A litigai con Pasquale Casillo, il presidente, anche avendo ragione, ma non perché lo dico qui, perché ahimè lui non può nemmeno rispondere perché non c'è più, buonanima. Però magari se in quel momento lì, anche se avevo ragione, forse rimanevo in silenzio. Contavi fino a 10? Ma quel giorno lì ho contato anche fino a 50. Ah, addirittura. Ho contato quindi anche fino a da 50. parte tua c'era quella disponibilità. C'era quella, perché anche se avevo 22 anni, 22, 23, 22 penso, ero anche un ragazzo abbastanza maturo, perché la vita mi aveva riservato una brutta sorpresa. Mi sono ritrovato all'età di 19 anni senza più mio padre, perché è morto faceva 43 anni il mese successivo. Lui è morto a luglio e faceva 43 anni, per cui sono dovuto diventare grande subito, perché mi sono ritrovato con una famiglia a carico, per cui ero anche un po' più maturo del previsto. Certe volte i fatti aiutano a crescere. Esatto, però ripeto, forse dovevo contare invece fino a 50, magari dovevo contare fino a 100, visto che non è stato poco quel contare, però non so se lo rifarei nuovamente. Questo forse non lo sapremo mai, perché poi tante volte sono le coincidenze. Sì. È vero. Mi sono ritrovato 5 mesi fuori rosa, per cui sono ripartito nuovamente dalla Serie B. Però va bene, ormai acqua passata, e soprattutto guardiamo a quello che è il nostro futuro. Che è vero. Il passato lo conosciamo benissimo, mentre invece conosciamo poco la famiglia, gli affetti. Ecco, sono le cose che sono fondamentali per la crescita di un percorso anche chiaramente professionale, e sono cose che sono diventate per te certamente riferimento continuo. Ma quello principalmente, perché la famiglia è tutto. Poi oltretutto io l'ho costruita
giovanissimo, perché avendo perso poi mio padre volevo costruire la famiglia anche. Come equilibrio. Sì, ringraziando a Dio ho trovato la persona giusta, la donna giusta. Sono adesso 34 anni di matrimonio. Sei anche nonno. Sono nonno, diventato nonno da quasi 11 mesi, diciamo 10 mesi e mezzo, penso che sia la gioia più bella, perché Immagino. prima magari fantasticavo, adesso è la realtà e devo dire che diventare nonni penso che sia una delle cose più belle della vita. Ti completa. Esatto, ho 3 figli meravigliosi, una si è sposata che mi ha dato la gioia di diventare nonno. Un'altra, poi ho 2 gemelli, uno fa il camanimatore, è uno molto quotato ed è in giro sempre per il mondo, infatti in questo momento si trova in Madagascar. Non fai il calciatore, insomma. Lo ha fatto, poi ha capito che è un mondo un po' tutto particolare perché è cambiato tantissimo. Meglio fare l'artista allora. Sì, bravo. Meglio fare l'artista, condivido questo suo pensiero. Ed è uno dei 2 gemelli, la gemella, e invece è laureata in scienze motorie, insegna, è stata nel mondo della pallavolo, prossima anche a sposarsi, per cui con la speranza che mi aumentino anche. Quindi un quadro nipote. famiglia certamente Sì, di sì, grande la qualità cosa e più quantità. bella, quello è stata la cosa più bella che ho costruito, diciamo il gol più bello. Il gol più bello. Il gol più bello, È esatto. vero. Allora, per chiudere questo faccia a faccia, un messaggio di Tommaso Napoli a chi vuole diventare allenatore. Allora, innanzitutto ci vuole molta pazienza. Ascoltare tutti, ma decidere sempre con la Di propria testa propria. Di testa propria, anche perché tante volte quando ascolti gli altri poi magari non va bene. Se fai la formazione falla, se sbagli, ma hai sbagliato con la tua testa. Giusto. Ma soprattutto ci vuole molto studio, perché Soprattutto in questo calcio moderno. in questo calcio moderno è cambiato tanto, già anche nei vocaboli. Prima una volta si diceva possesso palla, non possesso palla, adesso transizione positiva, transizione negativa. Tutti i vocaboli sono cambiati, è vero. Chi vuole arrivare deve essere sempre Aggiornato. non soltanto dal punto di vista di quello che è lo studio dell'allenatore, ma anche andarsi a vedere le partite quando uno magari non si allena, andare a vedere sempre dei giocatori, ma in tutte le categorie. Sì, perché è vero. io dico che ci sono tanti ragazzi bravi anche nelle categorie inferiori, Che magari sono stati più sfortunati di altri. o che magari non gli si è data la possibilità Sì. di poter, perché tante volte gli allenatori abbiamo un brutto vizio, che è quello di volere sempre le squadre formate da giocatori importanti, Quando invece quando invece io dico sempre che i giocatori importanti sono una buona base, ti aiutano. ti aiutano tanto, ma andare a trovare anche dei giovani che hanno tanta voglia di emergere, tanta voglia di arrivare in alto, che hanno passione, perché senza fare nessuna critica, Se non hai passione, il giovane di adesso è un po' tanto diverso dal nostro ha altri essere, interessi anche. altri interessi, e soprattutto chi ha fatto il professionista per circa 20 anni, la prima cosa che non è che diciamo ti insegnavano, ma la prima cosa che ti dicevano è quello di: ci sono 70.000 spettatori, non devi ascoltare niente, devi stare lì dentro il campo Concentrato. e devi lavorare all'interno del campo, perché A se portare a cominci, casa il risultato. se cominci a fare polemiche oppure parli con il tifoso, Non te ne esci più. ma oltre che non te ne esci più, è una battaglia già persa in È partenza. vero. Per cui devi dimostrare sempre di essere, per cui ritornando anche all'allenatore, dico che siamo dei masochisti, perché Perché non ce lo ordina il medico, come si suol dire. anche Di si prendersi vince- questa brutta bega. Si vince e forse sei l'ultimo ad essere magari elogiato, ma che ci sta, perché io dico sempre che i calciatori sono gli attori principali, Chiaro. ed è giusto che sia così, l'ho fatto anche io al calciatore. Per cui il merito lo si dà sempre in un secondo tempo. Si perde è l'allenatore. Per cui A pagare è sempre lui. e poi a Coverciano la prima cosa che ti dicono è che siamo gli uomini soli con la valigia in mano.
Allora io ti ringrazio, è stato un piacere scoprire tante cose belle della tua vita, dei tuoi progetti. Io ringrazio te per l'invito e come mi hai detto con l'augurio sempre di allenare principalmente sempre con il sorriso e la passione, perché se viene a mancare passione e sorriso Manca tutto. forse è meglio anche tirarsi fuori E via fare un'altra e cosa. fare un'altra cosa. Grazie a Tommaso Grazie a te. Napoli, noi chiudiamo qui questo nostro faccia a faccia, appuntamento al prossimo.